Ciao, allora, più volte ho notato che ci sono persone che quando pubblico, diciamo, l'informazione relativamente all'importanza di vaccinarsi, citano in modo sbagliato, alcuni riferiscono che la stampa italiana, lei scusate, israeliana, dice che gli ultimi ricoverati negli ospedali israeliani sono persone vaccinate. Allora, per rispondere, allora, queste persone alcune a mio avviso assolutamente in buona fede riportano però senza andarsi a documentare, cioè la stampa israeliana, in questo caso io cito il Jerusalem Post, che è un giornale online appunto israeliano scritto in lingua inglese, spiega che intanto sono meno di 200 persone su 8 milioni e mezzo di abitanti diciamo della popolazione dello Stato di Israele, che da quel che mi risulta sono stati vaccinati oltre il 60%, e la percentuale di quelli che finiscono in terapia intensiva, che è circa il 3% di quei meno di 200 persone, che cita l'articolo del Jerusalem Post, non dà l'età e stranamente è la stessa percentuale che abbiamo qua in Italia delle persone che finiscono in terapia intensiva, che sono vaccinate, che sono meno del 3% e sono tutte quante persone grandi anziani oppure persone con patologie. Comunque, per rispondere a queste persone che dicono non serve vaccinarsi perché in Israele i vaccinati vanno a finire in ospedale, cosa che non è vera, da come avevo spiegato, sulla stampa di oggi sul Corriere della Sera cita un articolo che è questo qui in pratica, ma c'è anche su altri giornali ed ha ragioni. Terza dose ai cittadini USA a partire da metà settembre, il piano del governo Biden. E nell'articolo spiega che prendendo riferimento gli americani, prendendo riferimento anche dagli israeliani che hanno già fatto a oltre 1 milione di israeliani la terza dose di Pfizer, perché hanno notato, questo cito l'articolo del Corriere della Sera di oggi a firma di Viviana Mazza, che praticamente avevano notato che dopo 8 mesi la risposta anticorpale diminuisce di molto ed ha anche le percentuali di quanto è aumentata invece facendo la terza dose. In America non hanno ancora l'autorizzazione dell'ente sanitario nazionale, Drug Food Administration, eccetera, eccetera, e però stanno pensando di fare la stessa cosa. Quindi, se lo Stato di Israele, che è stato pioniere nella vaccinazione della popolazione in maniera importante, non solo ha vaccinato un sacco di gente, ma addirittura ne ha vaccinati 1 milione con la terza dose, evidentemente credono che la vaccinazione funzioni e non il contrario. Questo per rispondere a certi commenti che spero in buona fede dicono appunto che secondo loro, secondo la stampa israeliana, è cosa che non è così. Ecco, poi mi permetto anche di recitare un altro articolo del Corriere del Veneto, ma c'è la stessa cosa anche sul Corriere, sulla Gazzettina, sulla Nuova, dove praticamente parla della regione Veneto, dal 5 agosto casi dimezzati, effetto Green Pass, i Novax non fanno girare il virus. Allora, in sostanza, intanto nell'articolo cita un funzionario della regione, adesso non mi ricordo il nome, non perdo tempo a leggerlo, ma è dimostrato, assolutamente dimostrato, che le persone che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono finite in ospedale e in rianimazione erano tutte persone non vaccinate, tranne una piccolissima percentuale di persone, ripeto, grandi anziani e persone con diverse patologie. Poi parla dell'effetto Green Pass, e cioè praticamente rispetto a settimane prima, a un periodo precedente che hanno fatto il confronto, praticamente ci sono meno contagiati e si pensa che sia grazie all'effetto del Green Pass, perché il Green Pass praticamente che impedisce ai non vaccinati di entrare nei luoghi pubblici, ristoranti, teatri, eccetera, 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 in questo modo il virus circola meno. Aggiungo che sia sul Corriere ma anche sulla stampa diciamo israeliana c'è una grande preoccupazione per quanto riguarda la variante Delta, che anche qui negli articoli del Corriere Sera affermano che è stata sequenziata ed è prevalente con una percentuale altissima, mi sembra ricordare oltre il 90%. Questa in effetti può diciamo infettare anche i vaccinati, però ve lo ricordo per la 100ª volta che i vaccinati possono essere infettati, ma non finiscono in ospedale e non finiscono in rianimazione. Non è una cosa da poco. Cioè, qualcuno nei commenti scrive: Ma il mio amico ha fatto il vaccino, ha avuto la febbre. Uno addirittura dice che 5 amici hanno avuto la febbre, mi sembra una balla, sinceramente. Ma anche se fosse vero,
Qualcuno mi ha detto che ha avuto, dopo qualche giorno, non è stato bene, gli sembrava di essere ubriaco, di avere, più di qualcuno me l'ha raccontato. Non numeri importanti però, sinceramente, perché la maggior parte che ho sentito io, me compreso anche le mie figlie, hanno fatto il vaccino la settimana scorsa, non hanno avuto, ma le persone che io parlo con tanta gente, pochissimi hanno avuto dei disagi nel fare il vaccino. Ecco. E comunque, ripeto, se uno anche ha la febbre, però è un conto avere la febbre e magari stare qualche giorno non a proprio agio, è un conto finire in ospedale o finire. Ecco, quindi vi invito ancora una volta a pensare seriamente al fatto di vaccinarci, che è una cosa importante, ma non solo per noi stessi, ma anche per gli altri in pratica. E avviso anche che da un po' di tempo ho cominciato a bloccare e proprio bannare dalla pagina chi posta notizie fuorvianti Novax. Mi dispiace, ma non ho intenzione che la pagina di Chioggia Azzurra diventi la vetrina di alcuni imbecilli. Ve lo dico senza tante. Sono contrario assolutamente alla censura. Prima c'è stato uno che con un nome, non un nome e cognome, ma con un profilo che sicuramente non è veritiero, mi ha dato dello sciacallo, non l'ho cancellato, potevo cancellarlo e ho risposto, diciamo, punto su punto alle contestazioni che mi faceva. Posso sbagliare, però preferisco, magari sbaglio o non sbaglio, lascio agli altri la decisione, ma ci metto la faccia, ecco. E non mi va bene che sulla pagina vengano propagandate cose che non stanno né in cielo né in terra. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buona continuazione di giornata.